vai a fare nanna? Numero 1, pronto a partire, il 4 volte campione mondiale enduro, con la sua meta 200, elegantissimo nella guida Steve Holcomb, protagonista anche alla prima tappa del campionato mondiale enduro che si è consumata pochi giorni fa. Guardate come guida Steve Holcomb, numero 1. Che sta pigliando sulla mascherina portafaro e fianchetti laterali della sua beta ufficiale il numero 1, il numero del campione mondiale. Gira bene al primo 180 e poi vediamo come affronterà questo salto. Ancora dolorante il pilota Thomas Oldrati, e ora sarà la volta del numero 23. Attenzione, occhi puntati di Christophe Charlier. E si continua con il numero 99, occhi puntati su Andrea Verona, pilota della marca americana, su DM2,5 a 2:32,08. 2:32,08 nuovo record allora del settore, come normalmente possiamo dire accade nel corso del rapido susseguimento per tassare e tagliare le condizioni di gara. Non è questo Aerocross Fest 2:31,31. La gara Holcomb ha recuperato qualcosina, ora invece è salito a pieno titolo in gatto sul settore. Holcomb, Charlier, Meccani, i primi tre in questo momento.
posto, 2:31:31. E poi ancora Enrico Silli, ho fatto di prima, anche devo dire, rientra nella top 10 addirittura